Commissario Vattani, se dovesse riassumere in poche parole il contributo che la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato per Osaka 2025. La prima cosa è che dobbiamo, e d'ora in poi dovremo sempre ricordarcelo, è che questo successo, questo grande successo del padiglione Italia Expo Osaka, tra l'altro con una vittoria, con l'assegnazione di uno dei premi più prestigiosi, cioè il premio per lo sviluppo del tema, cioè come l'Italia ha risposto all'idea di disegnare la società del futuro per le nostre vite, è stata la forza delle regioni italiane. Cioè noi siamo riusciti a presentare non un'Italia, ma 18 Italie e non un'inaugurazione che ha tanto attirato l'attenzione dei media giapponesi e internazionali, ma 18 volte. Quindi questa moltiplicazione di occasioni, questa moltiplicazione di opportunità ha visto, tra l'altro all'inizio di Expo nel Friuli Venezia Giulia, che è stato un esempio perché ha affrontato quella settimana come l'abbiamo affrontata noi, quindi raccontandosi la cultura, i territori, l'enogastronomia, ma tantissimo anche sulla ricerca, l'innovazione, la tecnologia. Questa è stata veramente la cifra che poi ha ispirato la partecipazione di tante altre regioni, quasi con una competizione virtuosa, quindi veramente complimenti a come il Friuli Venezia Giulia ha saputo presentarsi e credo che se ne vedranno i risultati, perché c'è stata tanta curiosità del pubblico giapponese e internazionale ed è importante far conoscere questi nostri territori così preziosi.